le prime parole quando l'abbiamo visto, ho detto io non mollo. Quindi sono ragazzi giovani, 31 e 38 anni, che si sono messi a disposizione di una città, che si sono messi a disposizione a rischio della loro vita. Dobbiamo dire a loro sempre grazie. Il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha visitato in ospedale a Padova il vicebrigadiere Marco Scuderi, investito lo scorso 14 luglio in vicolo Castelfidardo da un uomo di 55 anni che si era presentato a casa dell'ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Una stretta di mano, un breve momento per esprimere affetto e vicinanza anche al carabiniere che ha sparato e ucciso lo stalker che si stava lanciando con un coltello contro il militare ferito. Io li considero entrambi degli eroi, gli angeli custodi di questa città, ma gli angeli custodi di una popolazione che ha bisogno di loro. Sono un esempio di come la prevenzione sia fondamentale. Sono riusciti ad evitare un altro femminicidio, ha detto il ministro Casellati. È riuscita dal reparto di chirurgia vascolare, dove il militare ferito sta affrontando il lungo recupero post-operatorio dopo i 3 interventi alle gambe. Alla visita ha preso parte anche il prefetto di Padova. Vi posso garantire che è stato fatto un intervento da manuale che ha portato al salvamento della vita di chi in questo momento ancora non ha finito i trattamenti, e devo dire che quindi oltre alla vicinanza psicologica e alla solidarietà umana c'è anche un rispetto e una dimostrazione di come l'Arma dei Carabinieri forma il proprio personale in maniera adeguata per rispondere a qualunque tipo di minaccia. Presenti in ospedale anche Vittorio Stabile, il carabiniere che ha sparato per salvare la vita al collega. Ha stretto la mano al compagno di pattuglia scambiandosi sguardi di riconoscenza, come ha raccontato il comandante interregionale dei Carabinieri. I ragazzi sono stati bravi, gli dobbiamo essere vicini, anche perché anche colui che ha fatto fuoco e che poi inevitabilmente, anche se era inevitabile, ha ucciso una persona, ha bisogno dell'affetto e della vicinanza, perché siamo persone per bene, con gente di cuore, quindi non è comunque semplice superare un episodio del genere.